Ehi gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde Ogni venerdì dalle 18:30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda musica indipendente. Siamo partiti col giasso, aspettiamo ancora il sole e ora rinnegamo ai cani, ma il can non magna can. Siamo fiori. RPL, torniamo in diretta e diamo subito la parola e la linea a Francesco Caprini. Ben trovato Francesco. Ciao, grazie. Come stai? Io ho un rientro in cuffia, ho un eco di ritorno. Bene, allora siamo qui presenti per la nuova puntata di Musica Indipendente. Oggi è una puntata particolare perché parleremo di Rock Targato Italia, la manifestazione che è in programma con le finali nazionali il 28 e il 29 settembre qua a Milano al Legend Club, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, è proprio dietro anche alla sede della radio di RPL. Siamo in zona praticamente Niguarda, Affori, quella zona lì. E saranno 2 giorni molto importanti perché sono giorni in cui daremo dei premi, riconosceremo l'attività culturale di molti artisti. Questa è un'edizione un po' particolare, un'edizione speciale che nasce anche dall'esigenza di trasformare un periodo di crisi in un momento di riflessione e cerca anche di ritrovare un progetto per il futuro della musica. Noi siamo in un momento in cui non si possono realizzare grandi eventi, grandi incontri, grandi manifestazioni, perché con il coronavirus, la distanza sociale e la sanificazione dei posti, insomma, impediscono il corretto sviluppo delle iniziative, tranne in rare occasioni dove si tengono all'aperto, però che ci siano poi, come dire, preservate alcune condizioni come la mascherina piuttosto che la distanza e quant'altro. Dicevo, saranno 2 giorni importanti perché conosceremo artisti nuovi, daremo delle targhe, dei premi, anzi tra l'altro devo ringraziare l'assessore alla cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, perché quest'anno Rock Targato Italia ha il patrocinio della Regione Lombardia, Assessorato Autonomia e Cultura. Quindi un riconoscimento molto importante che ci gratifica, che ci stimola ad andare avanti ulteriormente e questo fa piacere non solo a me ma anche a tutta la scena del rock indipendente che da anni si batte, si muove per avere dei riconoscimenti importanti e questo ci fa molto piacere. Partiamo con un omaggio a Mauro Pagani, un artista che sarà premiato proprio nell'ambito di Rock Targato Italia per la sua grande professionalità, per il lavoro che ha svolto in questi ultimi anni. È inutile ricordarlo, lo ricordo, Mauro Pagani è stato tra i fondatori della premiata Forneria Marconi, gruppo storico lombardo negli anni 70, recentemente riconosciuto come una delle più grandi band a livello internazionale, ma è stato anche il produttore di Fabrizio De André, è stato un musicista, un produttore, un compositore, uno sperimentatore, insomma un artista unico, originale, che è anche un punto di riferimento per quanto riguarda la scena musicale italiana. Quindi sentiamoci questa canzone di Mauro Pagani che ha dei reverberi che ricordano molto Creso de Mar e poi vi spiegherò perché. Mauro Pagani.
RPL, ridiamo subito la linea a Francesco Caprini dopo questa bella canzone di Mauro Pagani. Una notazione tecnica, Francesco, io vedo i messaggi però tu non scriverli perché altrimenti vanno in diretta i messaggi, Francesco, quindi bellissima la canzone di Mauro Pagani, siamo pronti anche quando mi lancerai la prossima, comunichiamo a voce normalmente. Di nuovo la linea a te, Francesco. Grazie Giulio, gentilissimo, molto gentile. Bene, noi siamo partiti con un omaggio a Mauro Pagani, che tra l'altro è stato negli anni 80 ospite a Rottergato Italia, dove ha proprio presentato questo brano che ha per titolo Davvero Davvero, che è un brano che lui ha realizzato in collaborazione con Fabrizio De André. Quindi non poteva partire in modo migliore questa puntata straordinaria di Rottergato Italia, che è dedicata alla nuova scena emergente italiana, che lunedì sera e martedì sera al Legend Club di Milano sarà lì per discutere di musica, per ricevere i premi, per confrontarsi e per capire un po' come muoversi in un futuro prossimo. Gli obiettivi di Rottergat Italia, come sapete tutti, è una vetrina in cui la gara c'è, perché c'è, sì, e quindi ci sono i premi importanti, che porta ogni anno alla luce artisti più significativi. Io parlo sempre del mondo underground, del mondo sotterraneo e del mondo della musica indipendente. Non sto parlando del mainstream, cioè di coloro i quali sono famosissimi, sono da tutte le parti, fino a non poterne più, e che ci ossessionano ogni giorno con delle canzoni banalissime. Ripeto, fino all'impossibile, che non è detto e non è uguale il fatto che la fama, la conoscenza ed essere famosi sia necessariamente anche un prodotto di qualità. Quindi diciamo che preferisco muovermi in un mondo della ricerca di qualità attraverso il mondo sotterraneo, attraverso il mondo underground. Quindi adesso io vi presento un altro artista che è un artista emergente, fa musica rap o hip hop, come volete chiamarla, ed è Holden, un cantautore estremamente elegante che ama anche il pianoforte, ama i chiari, scuri delle atmosfere crepuscolari. È un approccio che racconta un po' in equilibrio le tematiche sociali, c'è una sua scrittura molto intima e disincantata. Ecco, Holden, vi assicuro, è un personaggino non male, molto interessante. Può esservi un po' distante, un po' acerbo, perché queste contaminazioni rap non sono ancora un linguaggio facilmente assimilabile, però lui è veramente una potenza, racconta delle storie molto importanti e vi prego di ascoltarlo con la massima attenzione. Holden, sulle onde di RPL.
Bellissima questa canzone proposta appunto la proposta di Francesco Caprini. Abbiamo avuto una leggerissima interruzione sul collegamento Skype, ma lo stiamo richiamando al volo e quindi fra pochissimo sarà di nuovo con noi. Giusto il tempo di richiamarlo. Ecco, siamo di nuovo collegati con Francesco Caprini. Scusami, Francesco, era caduto la linea e nel frattempo abbiamo mandato anche il secondo brano che era in scaletta. Di nuovo la linea a te. Esatto, era Massimo Zanotti, lui ha presentato un album straordinario in questo periodo. Mass Zanotti è l'ex cantante di Dea Sonica, un gruppo comasco molto forte nella zona, e lui dipinge le tele quando scrive una canzone, è un po' un artista, un pittore, e in questo album ha un passo, si chiama, descrive veramente con dolore, con poesia, con un gusto solitario, le malinconie e i sensi che abbiamo quando subiamo delle sconfitte. È un album crepuscolare, però va ascoltato perché Max Zanotti è essenzialmente un artista da seguire, molto interessante. Adesso vi proponiamo un altro artista, loro sono un gruppo, si chiamano Non Voglio Che Clara, li avete già sentiti perché questi qua sono già molto famosi, presentano canzoni piene di fascino, carezzate da un caldo retrogusto anni 60, giocate molto bene attorno a un pop d'autore, dalle atmosfere malinconiche in cui ogni brano è una sorta di piccolo romanzo. Loro sono veramente straordinari, mi piacciono moltissimo, spero che questo piaccia anche a voi. Non voglio che Clara con Super Flynn volume 1.
Di nuovo la linea a te, Francesco. Bene, allora riprendiamo il discorso di Rotterdam Italia. Abbiamo detto che quest'anno si svolge a Milano il 28 e il 29 settembre, che ha il patrocinio straordinario della Regione Lombardia, Assessorato Autonomia e Cultura, e che in questi 2 giorni ci saranno tutta una serie di incontri tesi a riprogettare il futuro della musica e delle arti in maniera innovativa. Ormai sappiamo che col coronavirus niente sarà come prima e a maggior ragione la musica suonata, la musica discografica, la musica sui social. C'è difficoltà di stare insieme, realizzare dei progetti, ci sono dei condizionamenti veramente molto pesanti che impediscono serenità, tranquillità per coloro i quali fanno questo mestiere, gli autori, i compositori, i musicisti. Insomma, il futuro della musica va ripensato con incontri, va ripensato con dei dibattiti, e tutto questo anche per trovare quelli che potrebbero essere i nuovi spazi e gli orizzonti possibili. Comunque, i protagonisti di Rotterdam Italia potete vederli, incontrarli il 28 e il 29 settembre al Legend Club di Milano. Per saperne di più, basta andare sul sito www.rocktargatoitalia.it. Ci saranno i rappresentanti delle categorie miglior album, miglior artista emergente e miglior live, che sono stati selezionati da Rotterdam Italia. Ci sono diverse case discografiche emergenti come la Tempesta, la Oma Record, la Bagana, la Ribes Record, cioè sono tutte situazioni produttive indipendenti, piccole imprese che però insieme fanno un notevole movimento, un grande tendenza musicale italiana. Quindi questo ci fa molto piacere. Abbiamo selezionato alcune categorie per poter dare delle targhe, quali miglior artista emergente, quale miglior album dell'anno, quale miglior live. E a proposito del miglior live, in gara abbiamo anche un artista che gli ascoltatori di RPL conoscono molto bene ed è Omar Pedrini. Omar Pedrini è il fondatore dei Timoria. Lui si presenta con Viaggio senza vento, che ha concluso a Capodanno di quest'anno nella sua Brescia un lungo tour importantissimo che si chiama appunto 2020. È un grande guerriero, è sempre vivo con tutte le vicissitudini che ha avuto, e noi presentiamo ora un brano che è Sole spento, ma nella versione acustica, cioè nella versione del concerto. Quindi Omar Pedrini in Sole spento. Perfetto, Francesco, lo mandiamo subito dopo la pubblicità. Wow, vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Di nuovo la linea a Francesco. Bene, ritorniamo a parlare di Rotta Argato Italia perché appunto in questi 2 giorni a Milano il Legend Club il 28 e il 29 settembre sarà praticamente le giornate dedicate alla musica emergente, quella più importante, quella che è legata alle etichette musicali, quella che ha gli artisti di qualità che sperimentano, che ricercano. Insomma, la musica italiana è qualcosa di più che va al di là della semplice canzone del mercato. Ci sono anche le canzoni che non fanno mercato, però fanno riflettere, danno coraggio, ci danno forza, le cantiamo con piacere, le ascoltiamo con ulteriormente piacere. Insomma, la musica è importante perché ci invita a stare insieme, a riflettere, a fare delle belle cose e noi con la musica indipendente da anni su RPL cerchiamo di motivare il nostro pubblico, come dire, rappresentando in modo migliore e autentico questa nuova scena, una scena che ci regala veramente parecchie soddisfazioni. Quindi, se volete esserci al Legend il 28-29 settembre, Milano, dalle ore 16 alle ore 19. In quel contesto lì faremo dei dibattiti, degli incontri, ci saranno personaggi del mondo giornalistico, c'è Mario Rozzato Fegis, il giornalista storico del Corriere della Sera, ci sarà Mauro Pagani, lo storico musicista, nonché vocalist della premiata Suoneria Marconi, ma grande produttore musicale, soprattutto con Fabrizio De André, con il quale ha realizzato questo bellissimo album, forse l'album più bello della storia italiana, che è Creusa de Mar, in un dialetto genovese stratosferico, poetico, bellissimo e tutto quanto. Torniamo allora adesso a noi, agli artisti che conosceremo mano a mano nell'ambito della serata al Legend Club. E in questo momento vi proporrei gli Uba Bond. Loro sono in gara per il miglior artista emergente, una delle targhe più ambite. Gli Uba Bond sono un duo che è vulcanico, che è capace di spaziare fra canzoni pop, momenti riflessivi, slanci elettrici e aperture elettroniche a bassa fedeltà, bagnando praticamente il tutto con una poetica agrodolce ed è anche qua, credo che sia lo spleen della scena italiana, questa venatura malinconica e delle immagini apparentemente surreali. Ascoltatevi il brano degli Uba Bond e poi torniamo a raccontarvi degli altri artisti presenti a Rock Targato Italia. Gli Uba Bond.
Di nuovo la linea a te, Francesco. Bene, erano gli Uber Bond con filo spezzato e adesso il brano che vi voglio presentare riguarda invece degli artisti che hanno già avuto dei riconoscimenti ancora più importanti. Loro si chiamano la rappresentante di lista, non sono artisti di primo pelo, diciamo così, però hanno sempre amato rimanere nell'ambito underground per poter sotterraneo, chiamatelo come volete, alternativo, insomma, anche a me non piace molto usare gli inglesismi, però a volte insomma è quasi necessario. Quindi loro hanno preferito per la maggior parte proprio della loro attività musicale rimanere nel mondo sotterraneo, sommerso, emergente, perché questo dà la possibilità di fare proprio delle scelte musicali, delle scelte artistiche che si pone in un modo più onesto, intellettualmente più, come dire, più corretto. Insomma, non sono personaggi che amano atteggiarsi ad alternativi e poi accettano con piacere di presenziare, che so io, ad Amici piuttosto che X Factor. Qui non c'è questo tipo di clima, è un mondo completamente autentico che ama soprattutto fare ricerca. E infatti i rappresentanti di lista presentano una musica pop che si fonde con il rock e con la musica d'autore con una fortissima verve teatrale. È una band eclettica fuori da ogni schema. Loro sono in gara per il premio Miglior Live. Il brano che faccio ascoltare ora si chiama Guardateci tutti, la rappresentante di lista. Ecco a voi.
stiamo guardando, Francesco Caprini. A te la linea da Sammy Varin. Grande Sammy, è un piacere vederti, sentirti, grande amico di ormai 10 anni che facciamo questo programma di musica indipendente. Siamo veramente dei personaggi incalliti, no? Della musica rock, della musica folk, della musica, tutta la musica in generale. Basta che sia onesta, basta che sia di qualità, noi siamo qua a sostenerla perché diversamente da tante altre emittenti noi facciamo le cose che ci piace fare e questo è molto molto positivo. O no, Sammy? E come, siamo diversi e la diversità è una cosa bellissima. Assolutamente. Allora, io adesso passo al prossimo artista che è inserito in questa, come dire, giornate di Rotterdam Italia che si tengono, ricordo ancora, il 28 e il 29 settembre al Legend Club di Milano dalle ore 16 alle ore 19. Ci incontreremo con artisti, con musicisti, con giornalisti per parlare della nuova visione della musica, i nuovi concerti, come si verranno a realizzare in queste condizioni, ci saranno nuovi orizzonti, certamente sì, e molto anche positivi, e stiamo passando una serie di personaggi che vanno dalla musica rap alla musica hip hop, alla musica rock. In questo momento abbiamo a che fare con Alberto Valli, che è inserito nella categoria emergenti, quindi tra i 5 emergenti ci sarà quello che riceverà la targa artista dell'anno. E Pier Alberto Valli è molto importante, non è conosciuto, ma vi invito sempre, quando faccio un nome, di segnarlo e poi andare sui social, perché la televisione nazionale ci fa vedere le cose che apparentemente sembrano più belle, però sono quelle più alienanti, quelle più vuote, quelle che non fanno crescere anche culturalmente. Questi invece sono anche provocatori, fanno ricerca. A volte sembra di ricevere degli schiaffi, ma sono degli schiaffi positivi, ci svegliano, perché noi non dobbiamo addormentarci, dobbiamo andare avanti e avere il coraggio di fare delle cose bellissime. Pier Alberto Valli è tra la categoria dei personaggi che sono contaminatissimi, perché lui viaggia molto anche nel mondo della dance, fa delle serate a base anche di musica elettronica, è molto più conosciuto all'estero che da noi. Quindi ascoltatelo, esprimete poi un vostro giudizio, chiamateci o quant'altro, però ripeto, fate sempre la ricerca. Pier Alberto Valli in Salomè.
Bellissima questa versione di Pieralberto Valli Salomè, la devo sfumare, caro Francesco, solo per motivi di tempo, perché abbiamo ancora 2 canzoni da mandare. Sì, c'è tempo o non c'è tempo? Riusciamo a mandarle, però lanciamele subito. Ah, va bene. Quando parto? Sei in onda adesso, caro Francesco. Bene, allora Rock d'Italia è un concorso anomalo, insomma, è una vetrina in cui la gara c'è, perché così si dà dei premi, vuol dire che c'è qualcosa di confrontarsi, no? Quindi diventa una sorta di gara. Però è soprattutto un punto di ritrovo, un crocevia umano, prima ancora che musicale, in cui confrontarsi, conoscere le persone, assaporare le passioni, il desiderio di comunicare che continua a circolare nel sottobosco musicale più estremo, sempre più lontano dalle webzine della moda e dai mass media. Adesso vi propongo un artista di origine bresciana, anzi è bresciano, il mitico Ettore Giuradei. Ettore Giuradei è un cantautore veramente molto prezioso, è un performer straordinario che con un nuovo percorso live ha voluto riscoprire il suo lato più intimo, poesia e delicatezza d'autore. Ettore Giuradei con Lucertola. Lucertola di Ettore Giuradei, veramente una rassegna bellissima quest'oggi, caro Francesco. Abbiamo il tempo, caro Francesco, per sentire l'ultima canzone che tu ci hai proposto in scaletta. Bene, allora, prima di chiudere, vi ricordo che questa edizione di Rock Italia nasce dall'esigenza di trasformare un periodo di crisi in un momento di riflessione e ricerca per provare a ripensare il futuro della musica in maniera innovativa. Siamo al Legend Club di Milano il 28 e 29 settembre, abbiamo il patrocinio della Regione Lombardia, assessorato all'autonomia e alla cultura. Mancate voi, noi siamo lì dalle ore 16 alle ore 19, daremo dei premi, parleremo con gli artisti, parleremo con il pubblico, saranno 2 giorni di incontri
E prima di chiudere vi ricordo il numero, vi ricordo il numero, più che numero, vi ricordo il sito, ormai è così, il sito di Rotterdam Italia, www.rotterdamitalia.it, e l'artista che chiude questa storia, che chiude questa puntata, si chiama Giovanni Succi. Giovanni Succi partecipa nella categoria Miglior Album e lui praticamente è un artista particolarissimo. Lui canta delle canzoni crudissime, abrasive, imprevedibili, costruite intorno alla voce profonda che ha una voce veramente straordinaria e ha la sua poetica impastata di amaro sarcasmo, spietato realismo e intimismo poetico. Giovanni Succi, già il nome dell'album è pazzesco, Carne cruda a colazione. Sentiamo questo brano con Giovanni Succi e poi ci saluteremo. Scivoliamo via e caro Francesco Caprini, si chiude qui la musica indipendente anche per questa settimana. Grazie Sam, è stato un piacere risentirti, però ti prometto che la prossima volta vengo da te. Dai! Perché voglio salutarti finalmente con un grande abbraccio e dire addio al coronavirus e ritornare come prima, normali, belli, sereni. Volentieri, belli, e con la voglia di tanta fare. Belli, vabbè, lascia stare, però torniamo. Assolutamente, un abbraccione a te, un abbraccione a Giulio e a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata. Bacio, grazie a tutti, buona giornata. Avete